condizioni che ci aspettano oggi è brezza da mare, circa 10-13 nodi. Andremo a regatare sul campo E, dove di solito questo vento si assesta attorno dai 30 ai 50 gradi, a seconda del gradiente. E oggi ci aspettiamo appunto un nord-est con un po' di influenza da est. E si regata in un campo piuttosto stabile normalmente come direzione del vento, con effetti locali dovuti a questo incanalamento tra le isole l'intorno. È un campo normalmente abbastanza piatto in termini di onde e abbiamo regatato spesso lì e siamo pronti a un altro giorno in campo E. Chiaramente c'è sempre un po' di tensione, la tensione è parte dello sport ed è positiva, ovviamente si è trattata bene. E siamo 3-3, quindi ogni giorno alla fine è un giorno nuovo, è semplicemente la serie che si accorcia. Quindi siamo partiti con una serie di 7 regate, adesso abbiamo una serie di 4 regate e quindi bisogna comunque fare 4 punti, non cambia molto. Un giorno come ieri è un giorno che qualsiasi velista al mondo ha visto, è stato in barca ad aspettare e poi non ha regatato, è entrato a terra la sera. Ci si riposa, si riparte per il giorno dopo e si regata una prova alla volta.